Anche in piena emergenza coronavirus, sposarsi diventa sempre più problematico. Chiaramente ci riferiamo allo svolgimento della cerimonia, ma anche al tradizionale ricevimento con orchestrina al seguito. Partiamo dal matrimonio civile che potrà essere celebrato in comune con un numero assolutamente ristretto e con tutte le precauzioni del caso che includono mascherine e il rispetto della distanza di sicurezza. Per quanto riguarda quello religioso, gli sposi avranno l'obbligo di portare la mascherina. Ma ecco cosa prevede il protocollo. Dallo scorso 8 giugno la regione siciliana ha dato il via libera alle feste di matrimoni e banchetti, ma rimangono alcuni divieti. Infatti non potrà esserci il lancio del riso all'uscita degli sposi dalla chiesa e non saranno permessi i tradizionali balli di gruppo nella sala trattenimenti. Niente baci sulla guancia agli sposi oppure quelle degli invitati, che dovranno comunque indossare la mascherina. Molte coppie non sono d'accordo e tanti hanno rinviato le nozze in attesa di tempi migliori. Chi invece da tempo ha organizzato l'evento dovrà fare a malincuore i conti con il nuovo protocollo, ma replichiamo e ripetiamo tutto da capo. Sposi ed ospiti dunque tutti rigorosamente con la mascherina. Pochi invitati, possibilmente sistemati all'aperto, in giardini e terrazze, dove dovrà essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro. Mascherine oltre che per gli sposi anche per il personale di servizio, come camerieri, fotografi, musicisti, con buffet ma senza self-service. Anche il prete in chiesa dovrà avere la mascherina se sarà ad una distanza meno di 1 metro. Ritornando al ricevimento, i tavoli singoli dovranno essere occupati preferibilmente dallo stesso nucleo familiare, con distanziamento sociale dagli altri. Più difficile il compito per la distribuzione degli alimenti da parte del personale, che dovrà indossare rigorosamente guanti e mascherine. Divieto assoluto di assembramenti, garantendo il distanziamento sociale durante il matrimonio e organizzando percorsi differenti sia per l'entrata che per l'uscita dal locale. Anche per i gruppi musicali che alliteranno l'evento ci sono delle regole rigide da rispettare. I componenti, anche loro, dovranno indossare la mascherina, a meno che non si posizionano 1 metro l'uno dall'altro. Solo chi canta è esentato dal portarla, ma non è finita. Per almeno 14 giorni la lista degli invitati va conservata per eventuale tracciamento delle persone che potrebbero dare origine ad un contagio. Tutto questo è per chi ha deciso di sposarsi in questi mesi, ma la situazione potrebbe evolversi diversamente nel prossimo futuro se il contagio raggiungerà limiti più bassi. Tutto varierà da regione a regione e per quanto riguarda la Sicilia si guarda con ottimismo al futuro. Adesso spetterà al presidente della regione Nello Musumeci modificare le linee guida adottate dalla conferenza delle regioni.